Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi così di getto voglio dedicare una puntata, qualche settimana fa l'ho dedicata all'Italia di Francia 98 e la voglio dedicare all'Italia del 2002, che fu una spedizione un po' sfortunata, un po' per colpe esterne e un po' per colpe anche della nazionale stessa, del commissario tecnico, ma insomma è stata una spedizione veramente particolare, come un po' particolare fu tutto quel mondiale, molto particolare, molto strano, il primo giocato in Asia, con le partite che in Europa venivano trasmesse la mattina. Io mi ricordo che le primissime partite di quell'edizione io andavo ancora a scuola e quindi non potevo vederle. Allora quando c'erano delle ore in cui non c'erano le ultime interrogazioni, quindi chi non era interrogato aveva il permesso, pur di farli stare zitti, di mettersi, mi ricordo che ascoltai insieme ai miei compagni di classe una partita che riguardava il girone dell'Italia, non mi ricordo quale fosse, credo Messico-Croazia, la prima partita. La ascoltai nell'ultimo banco vicino alla finestra con gli auricolari alla radio. In fondo sono anche bei ricordi oggi. Molto molto strano questo fatto anche di mostrare le partite la mattina, che l'ultima era alle 13:30, quindi alle 15:30 di ogni giorno già erano finite le partite dei mondiali. E devo dire che l'Italia partì in quella spedizione con Trapattoni, la prima grande rassegna con Giovanni Trapattoni alla guida dell'Italia, partì con grandi ambizioni. Devo dire che la Francia era la grande favorita, aveva vinto gli ultimi mondiali, aveva vinto gli ultimi europei, però si vedeva che era una squadra logora, che era una squadra vecchia, che era una squadra probabilmente che aveva anche un po' calato l'attenzione, le ambizioni. Si può vincere sempre, soprattutto quando c'è un distacco di tempo abbastanza importante tra una competizione e l'altra. E l'Italia partiva forse assieme all'Inghilterra, forse assieme alla Spagna, assieme al Brasile, dietro l'Argentina che era la grande favorita del torneo. Quando l'Argentina uscì insieme alla Francia nel turno preliminare, diciamo nella fase a gironi, l'Italia divenne la grande favorita di quell'edizione e questo ha generato davvero tanti rimpianti, tanto rammarico in noi tifosi. L'Italia è partita per quella spedizione, partì con la grande delusione di tanti tifosi che avrebbero voluto la convocazione di Roberto Baggio, che aveva fu la grande polemica del pre-convocazioni, che aveva avuto quel grave infortunio nella partita col Parma-Brescia di Coppa Italia e era riuscito in tempi record a recuperare, a tornare in campo, a fare gol nelle ultime giornate, a salvare il Brescia dalla retrocessione. Si aspettava la convocazione di Trapattoni, che invece non arrivò. L'Italia partì anche bene, battendo 2-0 l'Ecuador con doppietta di Christian Vieri, una partita molto disinvolta da parte degli azzurri, non spettacolare, ma comunque che fece capire che l'Italia aveva ambizione e forza per potersi giocare la manifestazione. I problemi iniziano nella seconda partita, quando gli azzurri si vedono annullare, a parte mi pare 2 gol, uno di Vieri per un fuorigioco inesistente e uno nel finale o a Materazzi o a Inzaghi. Ci fu un lancio di Materazzi e forse un tocco, forse no, di Inzaghi, gol comunque annullato. L'Italia passa in vantaggio con Vieri, la Croazia pareggia e poi sorpassa gli azzurri, finisce 2-1 e viene tutto rimescolato. Tra l'altro, tanto per raccontarvi sempre cose della mia vita, quella partita lì, Italia-Croazia, fu l'ultimo giorno di scuola di quell'anno e la partita iniziava alle 11:30. E mi ricordo che noi, un po' tutta la scuola, e credo professori compresi, chiedemmo al preside di farci uscire alle 11 e lui inizialmente non voleva, e credo che la maggior parte comunque della scuola disse vabbè, se non chiudiamo alle 11 non viene nessuno, e quindi fu costretto a chiudere alle 11 in modo che noi
tutti per le 11:30, io me lo ricordo benissimo, arrivai a casa di mia nonna per vedermi alle 11:30 Italia-Croazia. A quel punto l'Italia deve assolutamente fare punti contro il Messico, deve vincere, anche perché c'è la possibilità che la Croazia, battendo l'Ecuador, possa estromettere gli azzurri. Una partita orribile quella dell'Italia contro il Messico, anche lì un gol annullato. Messico in vantaggio con questo centravanti Borghetti, che si faceva un po' gli spiritosi, perché il caffè Borghetti era quello venduto storicamente fuori dagli stadi, almeno dallo stadio olimpico che mi ricordi io. Insomma, questo attaccante messicano di chiare origini italiane ci fece gol di testa, e l'Italia riuscì a pareggiare soltanto nel finale con il gol di Del Piero. Il successo dell'Ecuador contro la Croazia permise all'Italia di qualificarsi proprio assieme al Messico agli ottavi di finale, ma non era una grande Italia. Ecco, devo dire che tante delle ambizioni e delle speranze di inizio manifestazione si andarono un po' man mano spegnendo, perché l'Italia giocava veramente male, nonostante avesse un attacco che poteva contare su Vieri, Totti, Del Piero, Montella, Inzaghi. Faceva una fatica incredibile a produrre gioco, e poi arriva il famosissimo Italia-Corea del Sud, la partita delle polemiche, in cui anche lì certamente tante responsabilità sono del famigerato Byron Moreno. Guardate qui il titolo del Guerri Sportivo, l'immondiale, con Moreno insultato da Angelo Di Livio. Mi ricordo un'intervista di Di Livio al compianto Alberto Daguanno alla fine di Italia-Corea, che disse: se potessi darei un bel cazzotto in faccia all'arbitro. Adesso non esageriamo, però diciamo che quel sentimento ce l'abbiamo avuto tutti in quell'ora di pranzo di Italia-Corea. Tra l'altro mi ricordo anche che io dissi, prima che lo disse Trapattoni, una cosa: ebbe una brutta sensazione quando la mattina presto la Turchia vinse col Giappone 1-0 nel primo ottavo di finale, eliminando uno dei due paesi ospitanti. Dissi: l'Asia ha fatto tanto per avere questi mondiali, che fa? Si ritrova con le due nazionali ospitanti già fuori agli ottavi. Mi puzzava un po' questa cosa. Purtroppo poi l'arbitraggio di Italia-Corea, adesso vi faccio vedere anche qui il servizio del Guerri Sportivo di Italia-Corea, 2-1 col gol finale del perugino Han, che fu, se non sbaglio, cacciato via dal Perugia di Gaucci fece la classica rosicata che gli diede fastidio che Han aveva fatto il gol che aveva estromesso l'Italia. Insomma, il calcio di rigore sbagliato dopo 4 minuti dalla Corea del Sud, parato da Buffon, il vantaggio di Vieri, il gol clamoroso fallito da Vieri, gol annullato a Tommasi, pareggio della Corea proprio quasi al 90°, l'espulsione di Totti per presunta simulazione, doppia ammonizione, e il gol proprio di Han con il golden goal ai tempi supplementari, che ci sbatté fuori. Devo dire che fu veramente una brutta spedizione dell'Italia, al di là degli evidenti torti arbitrali subiti. Tra l'altro la Corea ebbe tanti favori anche poi con la Spagna ai quarti di finale, qualcosa aveva avuto col Portogallo anche nell'ultima partita del girone. Al di là di questo, che è oggettivo, quell'Italia lì doveva fare di più, sia contro la Corea agli ottavi di finale, sia in generale nelle partite giocate. L'Italia si qualifica agli ottavi di finale per rotto della cuffia, e una nazionale del genere avrebbe potuto fare di più. Quel mondiale lo vincerà il Brasile grazie a un Ronaldo ritrovato e strepitoso. Io credo che quell'Italia sarebbe potuta arrivare quantomeno alle semifinali, se ci avesse messo un po' più di mordente, un po' più di gioco. È vero che a Trapattoni forse non si chiedeva il calcio spettacolare, sicuramente fare meglio di quello che l'Italia ha fatto nella spedizione in Giappone e Corea, sicuramente sì. Sono passati 23-24 anni da quei mondiali, tanto è cambiato, speriamo di arrivarci ai prossimi. Ma quella volta lì veramente è stato un rimpianto per tutti noi che speravamo finalmente di vedere l'Italia vincere i mondiali. Abbiamo dovuto rimandare di 4 anni, per fortuna poi quella vittoria è arrivata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ditemi anche che cosa vi ricordate di quella spedizione là, di quei mondiali in generale e dell'Italia del 2002, e io torno ovviamente domani. Ciao!